Rieccoci qui. Allora, la nostra ostetrica Sabrina Tolomio ci ha spiegato le tre donazioni possibili, no? E con che motivazioni. Okay. Però dicevamo c'è anche chi sceglie di percorrere un'altra strada. Esatto, ci sono delle banche che però operano nel territorio non italiano, quindi all'estero, che offrono la possibilità ai genitori di conservare privatamente, quindi a loro utilizzo eventuale futuro, la sacca che viene raccolta poi dalla nascita del loro bambino. Loro lo chiamano testamento biologico, nel senso che dicono se poi un domani il tuo bambino dovesse sviluppare esatto, un certo tipo di patologia, allora avrà già la sua sacca. Però il concetto che vogliamo far passare è che se un bambino dovesse sviluppare una patologia, non sempre le sue cellule possono curare la patologia, perché altrimenti molto spesso, se fosse genetica, ovviamente non si può proprio curare, come anche se insorgesse nei primissimi anni di vita, perché vuol dire che già le cellule staminali avrebbero il marker della patologia che quindi poi ritorna. Quindi il concetto è sempre fare un trapianto di midollo, però da un donatore sano, per poter debellare poi la patologia. E quindi ritorniamo al punto che più persone donano, più possibilità c'è, quindi insomma comunque donare fa bene, come abbiamo se appunto se tutti lo donassero ci sarebbe la compatibilità trapiantologica per garantire a tutti quei pazienti che non hanno un donatore compatibile in famiglia la possibilità di fare un trapianto. Se tutti lo donassero, anche se in realtà adesso magari lei ci spiega bene chi lo può donare e che cosa succede nel momento in cui uno decide di farlo, insomma, che tipo di screening, che cosa... Ok, allora innanzitutto non serve nessun esame particolare, usiamo solo gli esami che sono stati fatti durante la gravidanza, quindi gli esami del sangue e le ecografie per verificare che sia una gravidanza fisiologica, perché ovviamente è requisito di ogni donazione, anche la donazione di sangue, che il donatore sia sano. E, per fare questo si fa un'anamnesi un mesetto prima della data presunta del parto, quindi quando vengono già eseguiti gli ultimi esami finali, diciamo, e si fa un colloquio in cui si firmano i consensi informato, in cui si dice appunto che sono stati informati di che cosa sono le cellule staminali, dello scopo della donazione e le liberatorie, che appunto è una sorta di garanzia, esatto, di quello che poi, perché poi il giorno dopo la mamma verranno fatti degli altri esami del sangue e le verrà chiesto di tornare anche dopo 6-12 mesi, tra i 6 e i 12 mesi, per ripetere questi esami. Del bambino chiediamo solo di portare il libretto del pediatra per vedere che stia bene, i prelevi solo alla mamma, non al bambino. Certo, a parte che insomma tra l'altro è anche uno screening, cioè, esatto, un controllo in più anche per loro. Ecco, e chi invece non può donare? Ecco, mentre facciamo i consensi e le liberatorie viene eseguita anche un'anamnesi per verificare che non ci siano dei criteri di esclusione dalla donazione. E le domande sono rivolte alla mamma, al papà, rispetto alla famiglia della mamma, la famiglia del papà, e poi si vede il percorso della gravidanza. Quindi i criteri di esclusione riguardano anche la famiglia, non solo i genitori del bimbo, ma anche la famiglia. Ma per esempio c'è qualche patologia o qualche... Beh, ovviamente tutte le patologie genetiche o ereditarie costituiscono già un criterio di esclusione, perché sì, è una donazione, però dobbiamo essere sicuri che per il ricevente ci sia un beneficio, non dobbiamo andare ovviamente a peggiorare la situazione. Poi tutte quelle situazioni di infezioni in corso, non so, mi viene in mente il citomegalovirus che molto spesso appare in gravidanza, e ovviamente tutte le patologie, le epatiti, HIV, oppure quelle situazioni di comportamenti a rischio, sia dai rapporti sessuali all'utilizzo di sostanze stupefacenti, all'alcolismo. Questi sono i criteri principali. Bisogna anche essere consapevoli del fatto che insomma, bisogna... Poi lo scopo è quello trapiantologico, quindi esatto, dobbiamo essere sicuri che ci sia un beneficio per il ricevente. Certo. Parti anche solo parti naturali o comunque qualsiasi tipo di parto? No, la raccolta può essere effettuata anche da taglio cesareo, ovviamente, e vale anche da parto spontaneo, non in emergenza-urgenza. Prima comunque viene data la priorità alla mamma e al bambino. Chiaro. Se entrambi stanno bene, allora si procede con la raccolta.
Ecco, per quello che riguarda invece le donne straniere, che è insomma un progetto a cui tenete molto, diciamo che state riuscendo sì, a far sì insomma che siano coinvolte, che siano coinvolte? Sì, proprio partendo dal concetto di dono, dal concetto di gratuità, del beneficio che viene fatto con la donazione, che molto spesso nei loro paesi d'origine non esiste neanche la donazione di sangue, quindi il primo passo è stato far proprio passare il messaggio di donazione. Treviso è un punto nascita che fa più o meno il 27% di parti da mamme straniere, quindi diciamo anche una buona, esatto, una buona fetta, e appunto coinvolgendo anche le ostetriche del territorio si è riusciti a fare proprio un percorso di coinvolgimento partendo proprio dall'informazione già all'inizio della gravidanza. Ma ci sono magari popolazioni più sensibili, altre magari comunque più titubanti, anche un po' per cultura, perché così magari insomma cerchiamo anche di spiegargli che invece in realtà è a fin di bene. Insomma. Sì, no, non dividerei culture o paesi in cui si ha una maggiore apertura o chiusura. Esatto, sì, varia proprio da persona a persona, come anche per noi, insomma. Certo. Magari c'è chi sta bene ma non è interessato. Ecco, invece, quale potrebbe essere il messaggio che possiamo far passare per far capire che appunto, io immagino che lei incontri, al di là insomma, di questa situazione, immagino che incontri anche molte future mamme piene di ansia, piene di paure, sì. Piene di... per non so come dire, far passare il messaggio che questa è anche un'occasione in più. Quindi già si è portatrici di qualcosa di bello, esatto. Qualcosa di positivo, anziché magari star lì a pensare alle peggiori cose. Esatto, si può far passare il messaggio che con la nascita del proprio bambino da un materiale di scarto che di solito viene buttato via si può salvare invece una vita. Poi una cosa molto bella che diciamo sempre che comunque prima che la sacca parta risentiamo la coppia, la mamma e il bimbo per sapere, perché magari possono essere passati anche anni dal momento della raccolta al momento dell'invio effettivo della sacca, e quindi comunque poi verrebbero a sapere che la sacca è partita. E poco tempo fa che abbiamo chiamato una mamma per dire appunto che la sua sacca sarebbe partita, lei era felicissima, non vedeva l'ora che il bambino crescesse appunto per dirgli che con la sua nascita si era potuto salvare una vita. Certo, perché c'è anche questo. E anche per il bambino poi è una cosa molto certo, anche bella. Perché tante volte magari si decidiamo per i bambini cose molto più sì. stupide esatto. e banali, quindi decidere di farne già comunque un donatore e un potenziale portatore di vita, insomma, sì. non è male. E invece l'ultima cosa che volevo chiederle è rispetto sempre alle donne straniere, trovate che insomma abbiano poi la necessità di confrontarsi? Sì. Ma magari questo riguarda anche le italiane, oppure sì. sono più consapevoli? No, anche perché molto spesso vengono perché magari le ha detto l'amica, perché era già venuta l'amica, oppure vengono insieme, quindi poi veramente i corsi di preparazione al parto in cui si creano questi gruppi vengono proprio coinvolte. Quindi poi ne parlano magari a casa? E poi c'è il passaggio della parola, esatto. Esatto, abbiamo fatto anche dei questionari per vedere se ci potevano suggerire, se ci potevano indicare dei metodi migliori insomma per il loro coinvolgimento, certo. E ci hanno detto proprio di andare a parlare nelle moschee, di andare a parlare nelle loro comunità, proprio per far passare questo messaggio il più possibile. Certo, allora io vi ricordo che insomma, anzitutto se qualcuno dovesse avere dei dubbi o volesse avere altre informazioni, c'è il sito di Adoces, poi non so se anche sul sito dell'ospedale di Treviso, insomma, ci sono tutte le informazioni, e quindi insomma che dire, donare fa bene, quindi se avete la fortuna e il privilegio di aspettare un bambino, pensate che fate un bene insomma a 360 gradi. Io saluto Sabrina Tolomio, buon lavoro. Allora invece tra 2 minuti noi ci rivediamo e voltiamo completamente pagina. A tra poco.
Rieccoci in studio. Allora, come dicevamo poco fa, voltiamo completamente pagina, spesso lo facciamo durante 7 in punto. C'è un filo comune che è Treviso, perché finora ci siamo occupati di Treviso anche se ci siamo occupati di donazione, e ora di corsa, è il caso di dirlo, andiamo a parlare della Treviso Marathon. Ne parliamo con Lodovico Giustiniani, che vado a presentarvi, buongiorno. Buongiorno. Che è il presidente del comitato organizzatore appunto della Treviso Marathon 2014. Noi ci siamo presi un po' per tempo, ma d'altronde insomma voi già ne avete parlato da un po', per cui cercheremo con lei di capire che cosa c'è da aspettarsi da questa nuova edizione. 10 anni di corsa sono quelli del decennio che si è appena concluso. L'edizione numero 11, che voi avete definito anche una Treviso Marathon 1.1, intanto per quando è prevista? È prevista per il 2 marzo, per cui non è proprio, sì, ci prendiamo per tempo, ma non è lontanissima la data, per cui sì, ormai mancano 3 mesi e mezzo, insomma. 3 mesi e mezzo. 1.1 perché? 1.1 perché è l'11ª, però abbiamo voluto un po', parafrasando quello che è un po' oggi, un po' tutti gli aspetti tecnologici, il 2.0 abbiamo chiamato 1.1, anche perché quest'anno ci siamo anche noi evoluti tecnologicamente e questa maratona l'abbiamo messa un po' su tutti i social network, per cui sarà sul canale YouTube, sarà su Facebook, Twitter. E abbiamo rifatto un sito web nuovo, per cui abbiamo pensato questo. Lo stiamo anche segnalando in sovraimpressione, io adesso ho aperto anche la vostra pagina e quindi insomma molte novità. Le maratone sono, possiamo dire, quasi un fenomeno in Italia, nel senso che ci sono incredibilmente molte persone che amano correre e correre anche lunghe distanze, no? Insomma, io li capisco solo proprio alla lontana, però immagino che sia... In Italia ce ne sono circa 56 di maratone, per cui se uno pensa ce n'è un po' più di tutti i gusti, sì, ma più di una alla settimana, insomma le settimane sono 52, anche se poi i periodi in cui si vanno a concentrare sono soprattutto il periodo autunnale e fine inverno, primavera, per cui questi sono un po' i periodi. Sì, le persone pensano che magari sia meglio correre quando fa caldo, in realtà per distanze così lunghe è necessario un clima, insomma, che non comporti un ulteriore disagio a chi spreca già molte energie. Correre con 30 gradi è un po' faticoso. È un po' faticoso. Ma di queste 50, quanto hai detto che sono? 50? Sono 56 mi pare. 56, dov'è che si fa la differenza, visto che voi insomma ci siete... Allora, noi sono ormai 10 anni, questa è l'11ª, e la Maratona di Treviso negli ultimi anni ha avuto anche, diciamo, un buon posizionamento in termini di partecipanti, perché poi alla fine, diciamo, la classifica delle maratone si fa un po' in base anche a quante persone partecipano. Noi ci siamo sempre classificati dentro i primi 10 posti tra queste 56 maratone. Ai primi posti ci sono soprattutto le maratone che vengono corse nelle città d'arte, per cui ai primi posti c'è Roma, Firenze, Venezia. Anche se Venezia fa numeri alti, sì? No, Milano. Milano. E diciamo, quello che stiamo cercando di fare con questo nuovo corso è quello di andare a caratterizzare questa maratona, quella di Treviso, un po' come la maratona del territorio di Treviso, perché viene corsa in un bel pezzo della provincia, certo, e andando a caratterizzarla anche come la maratona un po' della sostenibilità ambientale del territorio e anche dei prodotti che la nostra provincia può dare. Ne cito solo 2 che sono ormai conosciuti un po' in tutto il mondo, il Prosecco e il Radicchio di Treviso, ma ce ne sono tanti altri. Non vuol dire che uno mentre corre... No, però... No, magari attraverso il territorio, però, una battuta. Siccome dietro, diciamo, comunque alle maratone c'è anche un aspetto di turismo sportivo, per cui ci sono comunque è un veicolo, no, la maratona, esatto, perché partecipano molti stranieri. Molti stranieri. Diciamo, il nostro bacino, quella di Treviso, ha un bacino di stranieri, ce ne sono, soprattutto però di paesi vicini, per cui si parla soprattutto di Austria, Svizzera, Slovenia. Questi sono un po' i bacini che ci piacerebbe comunque aumentare. Senta, allora adesso direi, quando Oscar ci viene pronto, di mandare il video che avete preparato, che forse insomma anche riassume un po' alcuni di questi aspetti. E poi magari continuiamo a parlare naturalmente di Treviso Marathon 2014.
C'era una volta la Treviso Marathon. Tutto ebbe inizio qui. Era il gennaio del 2003. Le prime riunioni, le tante idee ed il grande entusiasmo. Ora, dopo 10 edizioni, c'è la Treviso Marathon 1.1. Oggi andremo a scoprirla insieme a Amigidio Burifa, già vincitore della maratona trevigiana nel 2009. Percorso nuovo, molto veloce, piano piano andremo a descrivere quelli che sono i punti nevralgici, i punti più importanti e i punti più risalienti e storici di questa nuova edizione della maratona di Treviso. Per la prima volta la Treviso Marathon partirà da Conegliano. Il via sarà dato da via 28 aprile 1945, davanti alla chiesa di San Pio X, poco distante dall'Istituto Turistico da Collo e dalla Scuola Enologica Cerletti, la più vecchia d'Italia, per poi attraversare il centro. Partenza velocissima, quindi nel primo chilometro sicuramente le gambe gireranno, ma ricordatevi sempre il vostro obiettivo, quindi mantenere la calma e non farsi prendere troppo dal percorso e cercare di risparmiare subito energie già nel primo tratto. Il secondo comune toccato dalla 42 km sarà Santa Lucia di Piave. Siamo al quinto chilometro, da via Manin a Conegliano siamo usciti in direzione Santa Lucia di Piave, un paesino di 9.000 abitanti. La strada è ancora molto lunga, viali molto ampi e molto pianeggianti. I partecipanti transiteranno sotto l'arco di commemorazione dell'entrata delle truppe italiane il 28 ottobre del 1918 e nei pressi delle Mandre, dove oggi c'è l'azienda agricola Borgo Luce, che durante la Prima Guerra Mondiale ha ospitato la scuola dei bombardieri del Re. Una volta entrati in comune di Susegana, a Ponte della Priula, i podisti si lasceranno alla loro destra il tempio votivo alla Fraternità Europea, dedicato ai caduti di tutte le guerre, per attraversare poi il Piave. Un luogo ricco di pathos, con ricordi emotivamente forti non solo per i maratoneti, ma anche per tutto il pubblico che sarà presente. Passaggio molto importante anche da livello emotivo, sicuramente il Ponte della Priula, centro vivo della gara. Siamo intorno al 12° chilometro, qui gli atleti si troveranno un sacco di persone a fare il tifo. Nervesa della Battaglia, siamo al 17° chilometro, qua la croce monumentale in ricordo dei caduti, alle nostre spalle l'ossario con i 12.000 caduti appunto, quindi un momento importante. Qua gli atleti potranno godere di un bagno di folla perché il sindaco ha voluto questo passaggio storico e importante. Siamo ad Arcade, da Nervesa della Battaglia abbiamo attraversato parte di campagna con curve a destra e a sinistra, gli atleti si devono ricordare la concentrazione nel tagliare le curve per fare il percorso minore. Qui cade la mezza maratona, quindi ricordiamoci i ristori, di bere, di rifornirci in modo adeguato perché la strada è ancora molto lunga. Siamo a Villorba, 34° chilometro. Qua la fatica si fa sentire, i muscoli iniziano a irrigidirsi, ma l'arrivo è vicino. Quindi importante è rifornirsi al modo giusto. Dopo aver attraversato Arcade, Povegliano e Villorba, i maratoneti entreranno a Treviso, varcando le mura attraverso Porta Fra Giocondo. Quest'anno verranno percorsi circa 2 chilometri all'interno del capoluogo per il rush finale, passando accanto ad alcuni luoghi simbolo della città, come Piazza dei Signori e il Quartiere Latino.
Piazza dei Signori, il cuore di Treviso, siamo ormai al 41esimo chilometro, la fatica è tanta, però ormai ci siamo. Qua troveremo un altro caloroso pubblico che ci porterà e ci spingerà verso l'arrivo. Il rush finale sarà quello che porterà, ennesima novità dell'edizione 2014, i maratoneti al traguardo di Piazzale Burchiellati. Siamo all'arrivo, 42 km e 195 metri. Le nostre fatiche sono finite. L'ultima parte è molto tecnica perché si entrerà nel centro storico di Treviso dove gli atleti si dovranno divulgare tra curve e controcurve, ma questo è il bello di Treviso che porterà finalmente all'arrivo con un sorriso sulla bocca. Treviso Marathon 1.1, domenica 2 marzo 2014. Allora, Presidente, è già faticoso vedere gli altri correre, no? Poi questo, insomma, lei mi stava raccontando, è comunque un maratoneta. Abbiamo capito subito che ci sono molte novità, anzitutto la partenza, no? Beh, praticamente dal suo esordio la partenza è sempre stata nel comune di Vittorio Veneto, che si trova a nord di Treviso, e quest'anno abbiamo deciso di cambiarla partendo da Conegliano, anche perché diciamo molti atleti avevano già fatto 10 manifestazioni e chiedevano anche un percorso un po' diverso. Certo. E soprattutto anche perché siccome la distanza è fissa della maratona non si riusciva a cambiare partendo da Vittorio Veneto il percorso, per cui avevamo la necessità di spostarla e l'abbiamo resa, diciamo, l'abbiamo fatta passare per altri comuni che sono un po' più agricoli, invece prima di fatto passava per una statale che era Pontebana. Quindi insomma diciamo che anche quello che si vede correndo, pur nella gara, esatto. Toccando anche comuni diversi. Ecco. E poi però ci sono altre novità, no? Tra l'altro una macchina questa organizzativa che parte molto prima, cioè voglio dire, la maratona è a marzo, noi ne stiamo parlando adesso, ma in realtà voi state lavorando già da mesi. Beh, devo dire che io faccio parte, sono presidente da poco di questo comitato, siamo 6 persone che vengono da ambiti diversi, il sottoscritto viene dal mondo agricolo, poi abbiamo il presidente degli albergatori che è Capraro, abbiamo un'altra persona che viene dal mondo bancario, che è importante anche la parte finanziaria della gestione di una manifestazione di questo tipo, poi abbiamo invece delle persone come Zanetti, Girotto, che invece vengono più dalla parte invece atletica e hanno un'esperienza invece di come si organizza una maratona. Ci vuole tutto sommato molto tempo per organizzarlo e di fatto la maratona di Treviso ha uno staff di 2 persone che lavorano a tempo pieno e poi chiaramente poi nell'avvicinarsi alla manifestazione aumenta, però è una macchina molto molto complessa. Molto complessa, centinaia di volontari, poi i giorni, diciamo quelli più importanti, ovviamente con il giorno clou che è quello della manifestazione stessa, è importante anche quello, no? Perché e questo è anche il bello di questa manifestazione, cioè che è una manifestazione che non è solo partecipata dagli sportivi che la fanno, ma bensì c'è tutta una macchina organizzativa di volontari che ci ruota attorno. Pensi che quel giorno ci sono più di 800 volontari per garantire soprattutto il buon esito della manifestazione, la chiusura di tutte le strade, cioè che questa manifestazione avvenga in massima sicurezza. Certo, assolutamente, è fondamentale direi. Lei appunto accennava all'aspetto bancario perché ovviamente per essere certi che una manifestazione vada a buon fine naturalmente bisogna avere delle prospettive di medio-lungo periodo, no? Quindi insomma serve anche la sostanza, diciamo così. Serve la parte finanziaria. No, è molto importante, innanzitutto comunque ringrazio
diciamo, la Regione Veneto, la provincia di Treviso, che comunque sono sempre state vicino a questa manifestazione e contribuiscono in maniera economica, in maniera importante. Dopodiché attorno a questa manifestazione ci sono moltissimi sponsor che aiutano per raggiungere quello che è il budget che serve per organizzare una manifestazione del genere. E allora, dicevamo, partenza da Conegliano, insomma ci ha spiegato un po' la struttura che c'è dietro, ma ci sono altre novità, le cito, staffetta ed Expo, che cosa mi dice? Allora, siccome la maratona è piuttosto lunga, proprio per poter avvicinare anche per altre persone che magari non lo fanno o non si allenano tutto l'anno con grande costanza, abbiamo pensato quest'anno di inserire una staffetta, la 3x14, che l'abbiamo chiamata anche staffetta di Carnevale perché di fatto quella domenica è la domenica di Carnevale. E dando così l'opportunità magari anche a persone che non hanno, diciamo, la resistenza fisica per fare tutta la maratona, 42 km e passa, di fare la staffetta, che può essere magari un gruppo di amici oppure delle aziende, per cui è un modo anche questo di poter partecipare attivamente alla gara, non solo quindi come spettatori. Diciamo, l'affluenza. Esatto. Questo. E invece sugli Expo? Gli Expo sono l'Expo Natura e l'Expo Running, che sono due manifestazioni che vengono fatte in centro a Treviso, iniziano già il giorno prima, anzi 2 giorni prima, il venerdì, e sono fatte nelle piazze di Treviso. Quello all'Expo Running, diciamo, ci sono tutte aziende del settore sportivo, certo, tecniche, per cui dalle scarpe all'abbigliamento sportivo, mentre l'Expo Natura è quello invece dove ci saranno tutta una serie di produttori di prodotti, non solo trevigiani ma veneti, per cui si potrà assaggiare e comprare i prodotti del territorio. Senta, io prima le ho chiesto, glielo richiedo un po', domanda trabocchetto anche in onda, se lei corre, se correrà la maratona, lei diceva che... Forse la 3x14, una della staffetta. Vola un po' più basso, sì, insomma. No, la maratona non ho l'allenamento per poterla fare. Una volta da giovane correvo. Magari corre per altri motivi. Sì, insomma. esatto. E invece abbiamo visto il video, insomma, ma facciamo uno spot alla Treviso Marathon. Ci sono... fortunatamente, perché è un bene che ci sia concorrenza, no? O no? Ci sono maratone, insomma, in Veneto ce ne sono diverse, qua in Veneto ce ne sono diverse. Venezia, Padova, il Lago, infatti, eccetera, eccetera. Sì. Ma se lei dovesse fare uno spot, insomma, se uno dovesse sceglierne una, perché abbiamo detto non è che si può fare una maratona alla settimana, perché dovrebbe scegliere la Treviso Marathon? Sicuramente per il territorio, magari spesso e volentieri in altre città si va, a Treviso non si va, è un modo per conoscere un territorio diverso che è molto vario, sia da un aspetto, da un punto di vista ambientale, per cui anche la maratona parte proprio dai colli trevigiani e arriva fino alla città di Treviso, una città bella, una città d'arte, di cultura, una città d'acqua perché ci passa il Sile, per cui insomma è un modo per conoscere una provincia che molte volte magari non si ha modo di visitare. Non si ha modo di visitare. E tra l'altro voi state studiando anche dei pacchetti perché insomma uno può portarsi anche la famiglia, no? Anche perché l'età dei maratonetti non è bassissima, cioè ci sono spesso atleti anche di esperienza. Sì, ma diciamo che il range dell'età è abbastanza ampio e quello che vediamo è che quando quando si muovono con le famiglie, magari c'è uno che corre, due che corre, ma ci sono anche, diciamo, i vari tifosi all'interno della famiglia, per cui è un modo di passare anche un weekend fuori, e per questo stiamo pensando a dei pacchetti dove ci sono delle possibilità di pernotto, per cui dei pacchetti che permettono di soggiornare e anche chiaramente di tifare. Bene, allora io ringrazio Lodovico Giustiniani, Presidente del Comitato Organizzatore Treviso Marathon 2014, buon lavoro. Grazie. Ne avete molto da fare, vi ricordo trevisomarathon.it. Poi sarà insomma una maratona assolutamente 2.0 oppure 1.1 come avete scelto di chiamarla voi. Grazie a voi per aver seguito 7 in punto, vi ricordo poi i nostri appuntamenti informativi a partire dalle 12:40 più o meno. A più tardi.